Questa mattina ho partecipato al Focus qui allo stand della Regione Veneto sul vino biologico da parte di Veneto Agricoltura. Oltre all'enorme esploit che sta avendo appunto il settore biologico nella viticoltura in Veneto, che è assolutamente strategico, poi si è parlato dei vitigni resistenti. Cosa sono? Sono un incrocio fatto tra un vino tradizionale e una specie resistente tipica americana, si fanno impollinare finché si crea un vino che ha il gene della resistenza. Resistenza a che cosa? Alle malattie quelle più tipiche della viticoltura, tipo peronospora e l'oidio. Se si riuscisse a inserire questi vini resistenti tra un 5 e un 10%, un 15% dei vini tradizionali, potremmo creare delle fasce attorno alle abitazioni, alle scuole, dove non serve assolutamente fare trattamenti. Il caso che hanno portato oggi parlava di 2 trattamenti in tutta l'annata, quindi credo che sia molto importante continuare la ricerca e fare in modo di riuscire a inserire questi vini resistenti, farli conoscere perché la gente li può apprezzare e sono assolutamente sostenibili da un punto di vista ambientale.